Dopo un mese e mezzo di chiusure, il Veneto e Treviso si riappropriano del rito del pranzo fuori alla domenica. Locali storici affollati addirittura al completo, perché mangiare al ristorante, in trattoria, all'agriturismo, soprattutto in giornate piovose, è un piacere che mancava ai trevigiani. Quante prenotazioni avete avuto? Moltissime, tra l'altro anche non sono riuscito ad accontentarle tutte ovviamente. Se fossero state in settimana sarebbe stato meglio, ma comunque la gente vuole muoversi sabato e domenica e tant'è, e siamo qua. A pranzo si concentrano tutte le tipologie di clientela, anche chi di consuetudine avrebbe optato per una più tranquilla cena. Noi siamo propensi e speriamo che si possa riaprire anche la sera. Da Casiera a Treviso, dal ristorante all'osteria, si apparecchia per il pranzo, fiduciosi dopo i numeri di ieri. Ieri è stata una buona giornata, c'era parecchia gente, c'è stato un flusso continuo dalla mattina fino alla chiusura. Nel rispetto delle regole, perché sono baristi e ristoratori i primi ad augurarsi che non ci siano nuovi blocchi. Non ci riteniamo, tra virgolette, degli untori della malattia, credo che ci siano situazioni ben diverse e difficili anche in altri settori. Chi riapre per la prima volta in questo fine settimana sono gli agriturismi. Siamo a San Floriano di Olmi, tutto esaurito. Qui il Covid ha colpito duramente, non solo economicamente. Marilisa e Daniela Piovesana hanno perso la mamma, ora ripartono. Abbiamo sentito proprio il peso di questa situazione, adesso speriamo di ripartire alla grande e vediamo grande anche affetto dopo quello che ci è successo e la gente, come ho già detto, ha proprio voglia di rincontrarci, di trovarsi a sederci e a mangiare. C'era voglia di uscire? Sì, Senta, il pranzo della domenica che valore ha? è la riunione familiare. In tutti quanti ci si ritrova. Siamo fatti per comunicare, non siamo fatti per stare soli, insomma. Abbiamo approfittato di questa possibilità che ci è stata concessa nella speranza che non sia la prima e l'ultima, sinceramente. Cambia tutta la settimana, l'obiettivo della domenica ci dà più sollievo, anche più libertà. Ci mancava. Per la prima volta dopo tanto che si è potuto venire oggi. Speriamo che sia un segno che le cose vadano meglio, ecco.